Mestre Fenice, Futsal Cesena, siamo qui al Franchetti per la 18ª giornata del campionato di Serie 2. Mestre Fenice purtroppo veleggia per i tifosi bianco-arancio dal penultimo posto in classifica, il Futsal Cesena invece è lì in alto al terzo posto, nonché al ritorno ha avuto problemi con il maltempo. Attenzione Ruzzene che prova la prima conclusione dopo 1 minuto e 52, si riparte. Ed è sicuramente una perdita per... Attenzione con Pinero che ha provato ed è riuscito a liberarsi. Calcio d'angolo per il Futsal Cesena che batte lo stesso Traversari. Pallone dalla parte opposta per Achimi, genovesi, riflessi bellissimi. Pullani che prova tutto da solo, si allunga sulla destra, la conclusione e Montalti in corner. Pritoni sulla linea. Attenzione che salvataggio anche questo di Montalti. 9-13 ancora da giocare sulla conclusione di prima intenzione di Bui. Attenzione Gardelli è solo bravo genovesi. Pallone per il Capitan Mazzon che prova il colpo di tacco 1-2 con Ruzzene, bellissima azione sulla sinistra con Vailati, Montalti in 2 tempi. È Achimi che si incarica della battuta, c'è Gardelli leggermente defilato. La punizione di Achimi che passa e c'è il vantaggio del Cesena a 4:43 dalla fine del primo tempo. Una delle poche occasioni del Cesena che è cinicissimo e passa in vantaggio la formazione emiliana. Il Cesena sale molto. Ecco, ripartenza Vailati, Montalti, Vailati ancora Montalti. Mestre che meriterebbe sicuramente almeno il pareggio. Ancora Mazzone e Montalti che vola. Ma io vedere un Montalti che si para praticamente. No! Incredibile! Il pallone indietro di Bui. Genovesi se la fa sfuggire sotto i piedi e già il raddoppio a 27 secondi dalla fine. Sono quelle partite in cui tiri quante volte vuoi, attenzione, e c'è il 3-0. E anche qui non abbiamo capito. Sicuramente Gardelli non si è fermato, ha continuato a credere, la palla è passata tra Genovesi e il primo palo. Non è riuscito a metabolizzare quella situazione che è costata il gol e quindi... Attenzione 3 contro 1, il pallone ed è il 4-0 di Achimi. Gardelli per Achimi e all'1:53 Gardelli per Achimi, non può nulla di Odoardo. Per Vailati, Gardelli di fisico e riparte Gardelli, carica il destro e di Odoardo lo mette fuori. Le cose non sono andate come dovevano andare. Attenzione il pallone di Odoardo 2 volte. Poteva essere gestita meglio. Ruzzene. Il Questa... tiro e la rete del 4-1 e l'ha voluta, l'ha cercata ed è andato meritatamente in rete. Proprio il ragazzo che all'inizio era stato il più pericoloso. Vailati sulla destra, è bravo Pasolini a fermarlo, si riparte da Mazzon che carica la conclusione. Adesso è punizione pericolosa ed è la carica Gardelli, riescono e bravo Odoardo in 3 occasioni. Recupera il pallone, Collani che è di nuovo su Gardelli e poi la conclusione Montalti alto. Pasolini, Petri che rallenta, poi passa per Ruzzene, ancora Petri, colpo di tacco e Petri che trova la rete, sembrava persa, invece quel pallone, quel puntone sporco di cui parlavamo sempre, ha anticipato. Bel numero di Petri. 3:49 sul cronometro, 4 Cesena, 2 Mestre Fenice, ma è un risultato assolutamente e c'è la rete del 3-4 che possiamo dare in concomitanza tra Pieri e Mazzon, da 4-0 a 4-3 a favore del Mestre Fenice. Guardate Petri per Ruzzene, Montalti che riesce a fermare. Soprattutto ha capitalizzato tutte le occasioni. Ancora lì, eccolo! 4-4, Mazzon, Montalti che para e Ruzzene che la ribadisce e l'avevamo annunciato, c'è il pareggio, 4-4, meritatissimo, 17 secondi
bisogna provare almeno l'ultima conclusione per il Mestre. Finisce con Galliani che era stato trovato da Petri. 3, bisogna provare, ci prova e Montalti ancora allo scadere e finisce una partita, Antonio, da futsal, una partita sentita. Credo che almeno psicologicamente il Mestre Fenice adesso deve uscire da questa partita più forte di prima, perché è riuscita a recuperare un 4-0 con una squadra bella compatta come il Cesena,